Destination unknown, known, 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 known. This is a public information film, or if you're common, film. Be on the lookout for these 4 worms: soldier, scout, scientist, and heavy. They are highly dangerous and extensively trained in the art of brutal combat and vicious one-upmanship. Ciao a tutti piederoli e ben ritrovati qua su Worms Revolution. Visto che il video scorso vi è piaciuto parecchio, ho deciso di farne subito un altro, così alla vostra salute piederoli. Per cui andiamo subito, senza perdere tempo, andiamo avanti con la campagnetta. Giocatore singolo, campagna. Adesso siamo ancora alla campagna, quella con i sorci. Allora, dove eravamo rimasti? La 2 l'ho fatta, la 3 l'ho fatta, la 4 l'abbiamo fatta, siamo alla 5. Addestramento acqua. Andiamo. Non so cosa aspettarmi. Addestramento acqua. Let's hope you're a worm with sea legs, because this mission has a distinct aquatic terror about it. Bene. So much so, I've Partiamo called bene. it Happy Splash Fun Frolic. Tuffarsi con gioia e giubilo. You'll either leave this round victorious and equipped with the knowledge of how to bend water to your advantage, or you'll be washed away like sewage. Bene. Allora, vediamo un po' cosa mi dice di fare. Prendi questo. Gli ordini. Pistola ad acqua. Che è Keep a hostile liquidato. worm underwater and it will lose health at the end of every turn. It's called Submerge and Conquer. Get busy with your Affonda e water conquista. pistol. Do it now, sir. Affonda e conquista. Per cui piederoli avete capito, no? Ha detto il sergente là, sta buono, che se un vermino rimane sott'acqua non muore, perché non muore come l'acqua della mappa, perché nell'acqua della mappa muore, ma con questo tipo di acqua, sì, un attimo, tanto va. Com'è così? Ma con l'acqua, questa acqua qua, praticamente se rimane sotto, mentre sta sotto alla fine dei turni perde della vita. Vedete, meno 5. Aveva 1. Vabbè. L'ha fatto morire subito. Ok, andiamo a prendere questa cassa. Per cui è una buona info questa, perché è nuova, negli altri Worms non c'era questa cosa. Oh, now I like where that pool is. Piace Imagine the fun you could quella have with a piscina. bazooka aimed at that. Sudicio. Già uno che si chiama Sudicio, piederoli, è da copare. Usa il bazooka per distruggere il terreno, fa sgorgare l'acqua. Pronti? Sono qui apposta. Speriamo che basti. So che precisione, guardate che bello. Brr. Ah, faccio la fatality. That's in finish. Ah, dice o that's in finish o fatality. Quanta roba mi ha dato qua? Ah no, è comparso un sozzo ed è comparso un oggettino. Se riusciamo. Come on, man. Teletrasporto. E dove mi infila? Good teleport Un landing bel site. punto di atterraggio per il teletrasporto. Andiamo. Va bene. Allora, andiamoci. Non voglio fare venire il mal di mare, che ancora il sistema di controllo delle telecamere non ce l'ho proprio mio, ma ci sto provando. Kill this enemy. Scusa che brutto. C'ha i baffetti e c'ha l'occhio nero e i denti rotti per le botte che ha preso. Vi ricordate, no? Che nello scorso l'ho detto che mano a mano che calano di vita i vermini cambiano anche la forma. Allora. Urca. E glielo devo tirare dove? Secondo me devo tirarla qua. Vediamo. Sì. Che figata! È bellissima sta cosa dell'acqua, piederoli. È bellissima sta cosa dell'acqua. Deploy yourself here, sir. Dispiegati qui, signore. E col teletrasporto.
Ma dopo prendo danno però così. Non vale anche per me? Che sono il più bello io? Vabbè. Si vede che fai del sacrificio per prenderti un oggetto. Scarico. Ah, forse posso togliere anche l'acqua. Ovviamente ci saranno oggetti che ti fanno liberare dall'acqua. L'acqua riduce l'altezza del tuo salto. Utilizza lo scarico per svuotare. Sì, qua praticamente è il tutorial per capire. Dio mio. Ah, quindi perde, sa della vita, perde vita. Scarica acqua finché non arriva a 0. Ah, che figata. Allora, posso anche usare come piedistallo. Bene. Attacco ad acqua. Mio Dio. Dolce anticipata per quei tipacci. Ma cos'è, un attacco tipo aereo? No, sta buono. Attacco ad acqua. Sì, è un attacco tipo aereo. Sorreta. Vediamo. Merda. Cosa quanto ne viene giù? Merda, 3 gavettoni così sono pesanti. Questa musichetta è troppo bella. Lo dico sempre, mi piace. Sir, your performance was La a tua wash prestazione è with a stata flattering inondata retribution. da una I punizione could qua. almost salute you. Potrei quasi farti il saluto. Senza che onore. È stato facile. 10 riconoscimenti. Continuiamo, Piaderoli. È stato abbastanza veloce questo. Questo invece è il lato oscuro. Adoro quello stile di gioco piuttosto subdolo conosciuto come lato oscuro. Tutto basato su bene. Che ne dici di giocare a questa missione? E toccare con mano? Tocchiamo con mano. Che bellino il caricamento con la pecora, super pecora. It's time to move on to Darkside training as we commence training mission 6. Del lato oscuro Darkside is sarebbe filthy, underhanded, gioco nasty sporco. warfare, and therefore heaps of fun. A bit more effort has to go into your kills, but honestly, you'll be so proud of yourself afterwards. Ok, se sono orgoglioso di me dopo. Ne sono felice. Sì, qua praticamente secondo me devi andare, cioè le tane, scavare, quelle cose lì, il lato oscuro. Vediamo. Fiammo Sideri che hanno fatto. Mi ha dato un'altra fiamma ossidrica. Sì, questo è per evitare la torretta lassù. Come on, man. Fiamma ossidrica di nuovo. È solo che quel corpo lì non lo posso attraversare, forse con la fiamma ossidrica. Ma non c'è problema, gli passo sotto. Il Piada è già un provetto scavatore. Trave, merda. No! The girder, nice find. Ideal for getting Ho across saltato dangerous troppo. sections. Oh look, a dangerous section. Fancy that. Ho saltato troppo. Allora, le travi non sono mai state il mio forte, ma qui la devo solo piazzare così. Ma cos'è che dice quando dopo faccio qualcosa? Come meno 13? Per saltare sopra meno 13? Molto felice. Erano i danni che mi aveva fatto prima. Urca. Ma qui. Martello pneumatico. The Vabbè, ma queste pneumatic armi sono drill. abbastanza facili. Nice. But if only you had something to pneumatically drill through to collect that important crate. Come on. con i cerotti e le bende. Va bene, dai. Martello. Pecora. Non puoi attraversare il campo minato. Sganza la pecora con spazio. Ok. Mi sa che muoio anch'io però. No! Non mi dire che l'ho fallita. No! Ma dai! Ma no!
Vabbè, la rifaccio in 30 secondi, ma salterò sto pezzo, Piederoli. Rieccomi qui, Piederoli, dopo una gran figura di merda. Sto giro mi metto lontano. Ok, vediamo tutti. Vai! Mi ero dimenticato che la pecora, se gli spingo spazio, esplode. Oh, sono mica tutti perfetti. Boom boom! Achievement sbloccato. Ok, dovrei aver fatto anche questa, Piederoli. A worm with honor and integrity would never rejoice in sneaky, dark-siding kills. That's why we chose you. È tattica. Nice work. Perché non potrei? Ok, facciamo anche l'altra. Così almeno queste qui le facciamo così velocemente, Piederoli. Allora, vermi. Questa missione ti spiegherà tutto sui nuovi tipi di vermi. Questa mi interessa perché questa qui è una cosa nuova. Quindi andiamo subito. È una cosa interessante. Il pezzo dell'acqua, il pezzo e questo pezzo qui sono parecchio interessanti. And how you can take advantage of the different types of worms. There are, in total, 4 types. The Scientist, Heavy, Scout, and Soldier. Mica presi da Team Fortress. Dreams and feelings too, you know. Whatever. E Let's prova kill a avere i some. sentimenti. Uccidiamo qualcuno. Siamo qui a posto. Cioè, se no mi rompo le balle. Questo verme è un soldato, è un tuttofare, raccogli la cassa. Dove cazzo è la cassa qua? Ah, qui vado su così tranquillo, vabbè. Ehi, jump around, mi è sempre piaciuto un sacco fare i salti con i vermini. Quindi questo è un soldato che ha le caratteristiche normali dei vermini soliti. Bomba a grappolo, penso che la debba tirare lì. Uccidiamo qualcuno. Dovrei fare un macello. Boom, 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 boom. Festa! Non ho perso il mio tocco, Piederoli. Mi dispiace. 139 con un attacco. Bene che l'ha fatto apposta, nel senso non è che faccio il fenomeno. Osserva il verme scienziato. Affascinante. Soprattutto la capoccia. Quindi adesso mi fa usare lo scienziato. Questo è il vermino scienziato. Guardate che testa. È debole ma può aumentare l'energia di tutta la squadra a ogni turno. Ah, ma questo dà ampio margine, cioè è molto strategica sta cosa, Piederoli. Quindi questo qui è un po' più debole, però ti dà dei benefici a tutta la squadra. Attacco aereo. Fai fuori questo nemico. Vabbè, questa è una cosa abbastanza easy. Basta prendere la bomba qua. Boom! Però non mi ha fatto vedere l'abilità come funziona. Vabbè che la immagino, però. Boom! Comunque dove c'è il verde lì, quelle sono le zone che non possono essere distrutte, da quello che ho capito, Per quello che... Era quello che ballava di sotto nel video scorso. Raccogli la cassa lì vicino. Quindi questi dovrebbero essere lenti come la plogna, infatti, perché roba. E saltare un cazzo. Mamma mia. È immanovrabile sto coso. Dovrà avere almeno il doppio della vita. Fai fuori questo. Madonna mia, che roba. Cioè, è impossibile. Poi sono mongolo, perché sono mongolo, per carità. Cioè, qui per scappare ci metto 3 ore. Va bene. Via! Yahoo! Alla fine mi sono tolto anch'io, ovvio. Non mi sarò ammazzato da solo, spero. Adesso abbiamo Philip che sarà l'esploratore. Che sarà velocissimo ma con poca vita. Vediamo un pochettino come va. Soppa va a palla.
Madonna che figata. Sozza che salti? Ma è una figata sta cosa. Guarda che roba. Ma sei un grosso, fai vedere. Sozza che roba. Cioè, fa delle cose impressionanti. Palla di drago, palla di drago. The last enemy in this campaign. For him, the Devo war arrivare is là. over. Kill Ups. him. And I'm sorry about that voice. Cioè, devo arrivare fino là. Ok, percorso ostacoli devo fare con lui. Va là. È una sborata, scusate la finezza, ma è una cosa impressionante. Lo saluti te? Sei grande e grosso? Ma ti farò secco. Hadouken! Con la voce da esploratore. Bellissima sta cosa, Piederoli. Dà adito a molta Pleasing strategia. result for the glorious seventh. Let's get some chips. We deserve it. Bellissimo sto Worms. È bellissimo sto Worms, Piederoli, guarda. Io sono... più ci sto giocando, più mi sta piacendo. Guarda. Ditemi voi cosa ne pensate, votate e commentate. E se vi è piaciuto un bel pollice in su non fa mai male, insomma. Per cui vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli!